benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. La Procura dei minori di Caltanissetta sequestra la salma di Larimar, la quindicenne trovata impiccata a Piazza Armerina e che era già stata restituita ai genitori. Probabilmente verrà disposta l'autopsia. La sorella ha subito escluso l'ipotesi del suicidio. A Musumeli, un giovane curdo iracheno attratto con la promessa di un lavoro, sequestrato e incatenato per estorcere denaro al padre. Arrestato un uomo e caccia i complici. Caltanissetta e Enna condannati a rimanere senza acqua oggi e domani per i lavori della diga dell'Ancipa, ma è solo il preludio allo stop definitivo. Siamo alla follia, si infuria l'ex sindaco di Caltanissetta Gambino. Venerdì nero per lo sciopero nazionale dei trasporti, fermi bus e metro, polemiche per le fasce di garanzie ridotte, alta adesione a Catania e Palermo. Secondo giorno di allerta gialla in Sicilia con pioggia battente in diverse zone della regione, allagamenti nel catanese e nel siracusano, per la sicurezza degli edifici scolastici previste manifestazioni degli studenti. Arriva l'influenza, è di ceppo australiano e potrebbe portare gravi complicanze neurologiche. L'arma per proteggersi è sempre il vaccino. Petra Lavica, album d'esordio del catanese Kabbalah, esce dopo 33 anni in una nuova versione in vinile. Per Pippo Rinaldi è un'operazione tra nostalgia e futuro. Calcio NBA, il Palermo in cerca dell'ennesima svolta in casa del Frosinone. In Serie C, trasferta vietata per i tifosi etnei in occasione della partita di domenica fra Crotone e Catania. Bentrovati, colpo di scena dopo la morte della quindicenne di Piazza Armerina trovata impiccata in casa. La Procura dei minori di Caltanissetta sequestra la salma di Larimar già restituita ai genitori. Non è escluso che venga disposta l'autopsia, rinviati i funerali che erano previsti per domani. La sorella ieri aveva detto: non credo affatto che si sia suicidata. Desiree Ferlito. Indaga la procura di Caltanissetta sulla morte di Larimar, la giovane trovata impiccata a un albero nel giardino di casa martedì scorso. La salma era stata ridata alla famiglia dopo il nulla osta della procura di Enna, ma i magistrati dei minori ne hanno disposto il sequestro per ulteriori accertamenti. Non è escluso che venga decisa l'autopsia. Una mossa a sorpresa che si è verificata quando la famiglia aveva fissato i funerali previsti per domani nella chiesa madre del paese. Alla ragazza sarebbero state fatte delle foto intime o sarebbe stata ripresa in alcuni video che potrebbero essere già stati messi in rete. Venuto a sapere il fatto, la giovane si sarebbe uccisa per la vergogna. Impossibile che si sia ammazzata. La sorella arrivata ieri in Sicilia da Milano non crede all'ipotesi del suicidio. Mia sorella era troppo intelligente. Larimar, padre siciliano, madre sudamericana, era bellissima, formosa, slanciata, lunghi capelli ricci scuri, occhi neri. La sua passione era il volley. Larimar amava la vita, come è normale che sia per una ragazzina di 15 anni che la vita la stringe tra le mani mentre inizia a spiccare il volo. Larimar, la ragazza facile. Larimar ruba i ragazzi alle altre, vittima di un sistema che la voleva diversa, non ha retto e si è tolta la vita a 15 anni. Revenge porn, lo hanno chiamato così il bigottismo che spesso impera nei piccoli paesi del sud, dove troppo spesso inciampa una bella ragazza che vuole essere libera dai pregiudizi. Larimar era finita nel mirino di troppe malelingue dopo essersi trasferita da Milano a Piazza Armerina. Chissà, parli, invoca la mamma. Arrestato in provincia di Catania un 33enne in possesso di materiale pedopornografico. L'indagine è partita da segnalazioni di incontri sessuali tra minorenni e adulti favoriti da una piattaforma online. Sequestrati video e immagini con minori vittime di abusi sessuali. Sconcerto a Musumeli in provincia di Caltanissetta, dove un giovane curdo iracheno attratto con la promessa di un lavoro è stato sequestrato e incatenato in una stanza. I rapitori avevano chiesto $500.000 al padre, liberato dai carabinieri che hanno arrestato un uomo. Rita Cinardi.
Attirato a Caltanissetta con la promessa di un lavoro e di un alloggio, è stato invece picchiato e incatenato al muro in un'abitazione di Mussomeli. Aveva preso il primo treno da Bolzano carico di speranze e invece si è ritrovato vittima di sequestratori senza scrupoli. Protagonista un 25enne curdo iracheno che si trovava in Trentino Alto Adige in casa del cugino quando ha ricevuto la telefonata di un connazionale che lo invitava a raggiungerlo a Caltanissetta per iniziare una nuova vita. Il ragazzo non ci ha pensato due volte e ha raggiunto l'uomo che lo attendeva all'ingresso della città. Lo ha fatto salire in macchina alla volta di Mussomeli, ma qui due uomini incappucciati lo hanno picchiato e rinchiuso in una stanza dove è stato anche incatenato al muro. Poi i sequestratori hanno chiamato il padre della vittima che si trova in Iraq chiedendogli un riscatto di $500.000 e se non avesse pagato il figlio sarebbe morto. Il padre del 25enne, funzionario di polizia in Iraq, si è messo subito in contatto con il nipote residente a Bolzano e da lì sono scattate le ricerche. È stata la stessa vittima del rapimento a farsi trovare. Dopo essere riuscito a liberarsi dalle catene, era salito sul tetto per chiedere aiuto. I carabinieri, che erano già sulle sue tracce, lo hanno dunque liberato e una volta dentro l'abitazione hanno sequestrato passamontagna, cicche di sigarette e indumenti dai quali è stato estratto il DNA. Uno dei rapinatori, un 45enne, è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona. Adesso si cercano gli altri complici. Da oggi e per 48 ore sarà ancora emergenza idrica a Caltanissetta, Enna e in diversi comuni per lo stop dell'erogazione dalla diga dell'Ancipa a causa di lavori. Ma è solo il preludio però a un periodo di autentico incubo. Roberta Lunghi. Oggi siamo veramente in emergenza perché stamattina è stata interrotta la fornitura da Ancipa per un motivo tecnico. Un'emergenza programmata per il riposizionamento di galleggianti per prelevare acqua dalla diga Ancipa, laddove è ancora presente la risorsa idrica, ma che suona come un paradosso, visto che i lavori di Siciliacque arrivano e creano disagio su disagio a pochi giorni dall'annunciato stop definitivo all'erogazione e 2 giorni dopo l'accorato sit-in di protesta davanti Palazzo Dorlean a Palermo. Le contromisure non risultano pronte in questo momento perché il campo Pozzi che hanno individuato vicino Butera in questo momento non è collegato alla rete ed è una cosa gravissima. Perché i lavori di ripristino del collettore che porta fino al partito del Blufi non sono stati realizzati 20 giorni fa? Cioè qua rischiamo che mercoledì noi restiamo, Caltanissetta sarà completamente senza acqua. Intanto per la città di Caltanissetta, il comune di San Cataldo, Perenna e i comuni di Agira, Gagliano Castelferrato, Calascibetta saranno 48 le ore di passione a seguito dei lavori. La lunga sospensione dell'erogazione che si unisce a periodi di distribuzione con il contagocce rischia di creare disagi e proteste più gravi di quelli che hanno portato a Palermo i comitati civici della Sicilia centrale. Anche per questo la Protezione Civile regionale ha organizzato servizi con autobotti dei comuni, con il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco. Venerdì nero per lo sciopero nazionale dei trasporti, fermi bus, metro e polemiche per le fasce di garanzia ridotte. I sindacati sollecitano il rinnovo del contratto e interventi sulla sicurezza. Alta l'adesione a Catania e a Palermo. Torino De Vanna. È un venerdì nero per il trasporto pubblico locale con lo sciopero di 24 ore di bus, metro e tram e prestazioni ridotte nella fascia di garanzia, ossia con l'utilizzo solo del 30% del personale viaggiante. Paralizzate le grandi città, Roma, Milano e Napoli, ma disagi anche in Sicilia, tra le più penalizzate Catania e Palermo. Alta l'adesione allo sciopero nella città etnea, con decine di mezzi che una volta garantita la fascia mattutina 6:39 sono tornati in autorimessa con la scritta fuori servizio in bella mostra. A proclamare lo sciopero sono stati CGIL, CISL, UIL Trasporti, FAISA, CISAL e UGL. C'è un problema di salario, un problema di conciliare i tempi di vita col lavoro, un problema di sicurezza. Purtroppo Catania non è esente da questo, spesso abbiamo visto grosse difficoltà soprattutto nei quartieri periferici come Librino, dove diversi autobus di MTS sono stati oggetto di vandalizzazione.
a Catania. Niente metropolitana dalle 9 alle 13 e dalle 16 fino a chiusura di esercizio, come riporta il sito di FCE. Venerdì nero e anche grigio, con la pioggia che ha condizionato gli spostamenti. Disagi e alta adesione allo sciopero anche a Palermo, dove molti sono rimasti sorpresi ed appiedati. Per fortuna ho preso al volo quello dalle 8:30 e qui ho dovuto disturbare i miei genitori per raggiungere la mia abitazione qui a Palermo. I sindacati che dovrebbero difendere i lavoratori si dovrebbero vergognare a fare questi scioperi così assassini. Inevitabile il ricorso alle auto, con conseguenze pesanti sul già caotico traffico cittadino. A Gela i treni non arrivano né partono più. La stazione è ormai una struttura fantasma. A causa dei tanti cantieri sulla linea Caltagirone-Gela, infatti la circolazione ferroviaria è ferma e la città è sempre più isolata. Gerry Italia. Sono mesi ormai che la stazione ferroviaria di Gela vive in stato di totale abbandono. I treni non arrivano e non partono più. I binari sono deserti e il degrado è visibile in ogni angolo. Da quando il ponte sulla linea Caltagirone-Gela è crollato nell'ormai lontano 2011, la situazione dell'unica stazione cittadina è precipitata. Il viadotto è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione nel 2021, ma il crollo ha portato alla luce criticità in altri viadotti lungo la stessa tratta, obbligando così le autorità a nuovi controlli e a progettare interventi strutturali più complessi del previsto. Dallo scorso 10 giugno poi l'ennesima interruzione ha complicato ulteriormente la situazione. A causa di interventi di potenziamento infrastrutturale, infatti, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Gran Michele e Caltagirone è stata sospesa. I pochi treni che operavano lungo la linea Catania-Gela sono così stati sostituiti da bus che però coprono solo una parte del tragitto, lasciando i viaggiatori con orari ridotti e percorsi più lunghi e scomodi. Questo è quello che rimane del tabellone delle partenze dalla stazione di Gela. Come vedete sono solo 3, 2 per Siracusa e 1 per Caltanissetta Xirbi, ma tutte e 3 non riguardano treni ma bus sostitutivi. Ma non è solo una questione di trasporto, l'immobilità si riflette anche sulle condizioni fisiche della stazione e delle aree limitrofe. L'intera struttura rimane infatti segnata dall'abbandono e dal degrado. E anche il sottopassaggio che porta gli altri binari è in condizioni precarie, come potete vedere anche dalla copertura del tetto che presenta profonde crepe ovunque. Un degrado che si rispecchia anche nelle aree esterne invase da rifiuti e nelle aiuole trasformate in piccole discariche. Dalle ferrovie intanto fanno sapere che i lavori di ripristino potrebbero completarsi entro la prima settimana di dicembre. Nel frattempo i cittadini si ritrovano a convivere con una stazione deserta, divenuta simbolo tangibile delle difficoltà infrastrutturali che colpiscono l'intera isola. Secondo giorno di allerta gialla in Sicilia con pioggia battente in diverse zone della regione, allagamenti tra il catanese e il siracusano e secondo gli esperti il maltempo dovrebbe durare anche la settimana prossima. La pioggia impone verifiche sulla sicurezza degli edifici scolastici e gli studenti si organizzano proprio per questo. Francesco Aloi. Da est ad ovest la Sicilia è bagnata dalla pioggia. Anche oggi è allerta gialla, con instabilità che sta segnando queste giornate. Ma il weekend dovrebbe iniziare con una piccola pausa dal maltempo, che però tornerà domenica, soprattutto sulla fascia occidentale dell'isola, caratterizzando anche la prossima settimana. Intanto sono ancora fresche le immagini del liceo Corbino allagato a Siracusa. La scuola riaprirà lunedì, nessun problema strutturale, ma i ragazzi si sentono insicuri. A parer mio è insostenibile come situazione il fatto che noi stiamo 6 ore al giorno, tutti i giorni in una scuola e che dobbiamo avere la preoccupazione e l'ansia che possa da un momento all'altro piovere. Qualche settimana fa il crollo dell'intonaco a Lombardo Radice, adesso il Corbino sommerso. L'edilizia scolastica, è il caso di dirlo, fa acqua da tutte le parti. Per questo i ragazzi scenderanno in piazza. Stiamo provando a farci ascoltare perché chiediamo magari agli organi competenti di affrettarsi per risolvere questo problema. Perché la sicurezza nelle scuole non può restare soltanto uno slogan. Con l'approssimarsi della stagione fredda arriva puntuale l'influenza. Isolato un ceppo australiano che potrebbe portare a gravi complicanze neurologiche e l'arma per proteggersi è sempre il vaccino. Tonino De Mana.
Si chiama H3N2, è nota come influenza australiana e a detta degli esperti potrebbe essere una delle più pesanti degli ultimi anni. Complice l'abbassamento delle temperature, specie al nord, l'influenza ha fatto già capolino in diverse regioni italiane e in Liguria si è registrato il primo caso di ricovero. Il virus sembra associarsi ad un decorso più severo e potrebbe aumentare i casi di complicazioni neurologiche. Si tratta di un ceppo virulento che colpisce giovani ed anziani, come conferma Mario Morello, dirigente medico dell'ASP di Catania, intervenuto a Buongiorno Sicilia. Siccome negli anni precedenti ha circolato di meno, l'impatto può essere più evidente. Quali sono questi soggetti che sono più a rischio rispetto, diciamo, agli anni passati? Ma soprattutto i soggetti giovani, perché non hanno incontrato negli anni passati un'influenza, e sempre le categorie dei soggetti disabilitati da patologie. La vaccinazione è la principale arma per proteggersi dalle forme più gravi. È un invito a vaccinarsi contro l'influenza. I soggetti con più di 60 anni o con patologie, a prescindere dall'età, debbono vaccinarsi. Preveniamo delle complicanze che a volte possono essere gravi. Non ci dobbiamo allarmare, ma le complicanze dell'influenza ci sono. I sintomi principali restano quelli classici dell'influenza: febbre alta tra 38 e 40, mal di testa, dolori muscolari e articolari, stanchezza e sudorazione. Stanziati dal governo 45 milioni per Lampedusa. Negli ultimi 30 anni è diventata il simbolo dell'accoglienza dei migranti, dei soccorsi, ma purtroppo anche dei morti in mare. Soddisfatto il sindaco di Lampedusa Illinosa, Mannino, che aveva chiesto a Roma fondi per opere strutturali sull'isola. Al via a Favara, nell'Agrigentino, il tour nazionale Essere Rompiscatole. È un progetto nato per stimolare l'impegno per la legalità e la lotta contro le dipendenze tra gli studenti siciliani. Davide Sardo. La legalità arriva a scuola, educare le nuove generazioni alla convivenza civile per combattere devianze e bullismo. Questo è l'obiettivo del progetto Essere Rompiscatole, che arriva a Favara al liceo Martin Luther King. Noi ragazzi, noi della nuova generazione siamo molto proiettati, diciamo, a sbagliare anche a causa della nostra età, quindi della nostra adolescenza. Quindi credo che sia un tema molto importante, anche perché diciamo che vengono commessi gli stessi errori che venivano commessi in passato, quindi come bullismo, come atti, diciamo, di violenza sia contro le donne che non, omofobia. Purtroppo a distanza di anni si ripetono sempre gli stessi errori ed è giusto il rispetto delle regole e avere comunque legalità per avere un futuro migliore soprattutto per noi giovani. L'impegno antimafia deve continuare. Il progetto Essere Rompiscatole parte da una lezione bellissima di Padre Pino Puglisi, che rivolgeva ai suoi ragazzi quando ricordava a tutti loro di iniziare le loro giornate, iniziare la loro vita rompendo le scatole. Lo faceva figurativamente, prendendo una scatola e saltandoci di sopra, per raccontare che bisogna cercare in tutti i modi di non accettare le cose come stanno, ma di lasciare sempre un cambiamento e di lottare sempre contro le ingiustizie. Il progetto a livello nazionale farà tappa a Corleone e Bronte. Ed ecco gli eroi della legalità nei murales della Fondazione Federico II, che oggi a Paternò, vicino a Catania, inaugura il progetto Le strade da seguire. L'iniziativa continuerà in tutta la regione e vuole affermare, attraverso il linguaggio dell'arte urbana, i principi di equità e giustizia. Eva Spampinato. Ecco gli eroi della legalità nei murales della Fondazione Federico II, che oggi a Paternò, in provincia di Catania, inaugura il progetto di legalità Le strade da seguire. Un progetto che proseguirà nel resto della Sicilia, che vuole affermare, attraverso il linguaggio dirompente dell'arte urbana, i principi di legalità e giustizia. Consegniamo dei presidi di legalità e consegniamo dei messaggi alle nuove generazioni che purtroppo vivono, talvolta anche per colpa di determinata cinematografia,
con delle vie da seguire, con delle strade da seguire che sono assolutamente sbagliate. Noi non siamo la Sicilia di Rina, non siamo la Sicilia di Provenzano, siamo la Sicilia di Piersanti Mattarella, di Boris Giuliano, di Carlo Alberto Dalla Chiesa, di Falcone e di Borsellino, e quindi da oggi nasce questo percorso con la Fondazione Federico II che comincia da Paternò, continuerà a Gela, andrà a Vittoria, tornerà su Palermo e andrà in tutte le città. I muri sono quelli delle case dell'Istituto Autonomo Case Popolari che si affacciano proprio di fronte all'ospedale di Paternò. All'evento di presentazione era presente, insieme con tanti studenti delle scuole, anche Bernardo Mattarella, figlio del presidente della regione Piersanti, ucciso dalla mafia nel 1980. E proprio un suo ritratto ha ispirato l'artista Ligama per quest'opera che riprende una foto iconica e la circonda di ramoscelli d'ulivo. Alberto Ruce invece disegna una donna bendata che rappresenta la giustizia, guidata da un falco che richiama nella fonetica il nome di Giovanni Falcone. L'artista catanese Chiara Abramo dipinge un ragazzo che tiene tra le mani un cuore di terra. Il titolo, che è Quale futuro lasciamo ai nostri figli, rispecchia il significato, in cui appunto si leggono i concetti di cura, di legalità e di futuro. L'opera infatti è un ragazzo che tiene in mano un cuore anatomico fatto di terra, su cui cresce il fico d'India, pianta che ci rappresenta con le sue risorse e con le sue difficoltà. Musica Petra Lavica, album d'esordio del catanese Caballà, esce dopo 33 anni in una nuova versione in vinile. Per Pippo Rinaldi è un'operazione tra nostalgia e futuro. Roberta Lunghi. Di stu paesi culi petri niuri, per troppi voti Nella Sicilia che per Caballà, ormai residente a Milano, resta amore puro. al rifresco della Petra Lavica. Facciamo la nostra pausa, tra poco per il calcio, la sfida già decisiva del Palermo stasera in casa del Frosinone. Rimanete con noi, vi aspettiamo. Prima del calcio un aggiornamento sul maltempo, un forte temporale si è abbattuto su Acireale, vicino a Catania naturalmente, e il sindaco Barbagallo per ragioni di sicurezza esorta caldamente tutti i cittadini a evitare gli spostamenti, questo ad Acireale. Passiamo al calcio, Palermo in campo stasera allo Stirpe contro il Frosinone, rosanero a caccia di una vittoria prima della sosta per le nazionali. Marco Gullà. Una gara da non sbagliare, il Palermo affronta il Frosinone per riscattare la pesante sconfitta casalinga contro il Cittadella. Occorre rimettersi in piedi, serve il bottino pieno ai siciliani perché anche un pareggio prima della sosta complicherebbe i piani più ambiziosi. Stasera allo Stirpe rosanero che giocheranno quindi per i 3 punti e poi oltre alla classifica c'è ancora quella stigmata legata ai palloni in campo nella famosa finale playoff. Per i tifosi palermitani oggi è una sorta di derby. E nelle ultime 2 partite hanno incassato, se non erro, hanno incassato da quando è cambiato l'allenatore, in 3 partite hanno preso un gol e l'unica partita in casa che hanno giocato contro il Pisa, in 10 tutta la partita hanno fatto 0-0, in un momento dove il Pisa batte chiunque, quindi non sarà una partita facile. E in attacco che il tecnico nutre i maggiori dubbi, Brunori o Henry. Il primo resta favorito, Insigne e Di Francesco certi di una maglia, Leduaron dovrebbe iniziare dalla panchina, Nicolao è recuperato e giocherà al centro assieme a Nedel Ciauru. Fischio d'inizio alle 20:30, dopo questo match la sosta per le nazionali. Si avvicina Crotone Catania che Telecolor domenica trasmetterà in diretta e in chiaro. I 2 allenatori attendono la rifinitura di domani per sciogliere alcuni dubbi, soprattutto sugli uomini che avranno a disposizione. Francesco Triolo. A 48 ore dalla sfida dell'uscita è il momento di fare i conti da una parte e dall'altra. Crotone e Catania si avvicina ed entrambi gli allenatori, Longo da una parte e Toscano dall'altro, cercano di capire chi potranno avere a disposizione domenica pomeriggio. Se il tecnico etneo parte dalla certezza che rispetto al derby col Messina avrà a disposizione sicuramente Quaini e Guglielmotti, non è così certo sulla possibilità di utilizzare altre 3 pedine che ognuna per le sue caratteristiche possono essere importanti. A cominciare da Lunetta per esempio, che potrebbe tornare nella lista dei convocati, ma molto dipenderà anche dalla seduta di rifinitura
e da come Toscano lo vedrà nell'ultimo allenamento, dove un altro attenzionato speciale sarà De Rose, perché se è vero che difficilmente potrà partire titolare, il suo pieno recupero è ormai tra i programmi e all'uscita potrebbe avere un minutaggio maggiore rispetto a domenica scorsa. Quindi occhio ad Andrea, che contro il Messina è rimasto in panchina per una contusione, ma col Crotone potrebbe essere un'ulteriore freccia a disposizione di Toscano. Occhio ai recuperabili anche a Crotone. Nella partita dell'infrasettimanale Longo ha ritrovato Tumminello, che ha segnato anche uno dei 10 gol messi a segno contro la formazione Primavera. Per Tumminello, così come per Di Pasquale, le condizioni continueranno ad essere monitorate giorno dopo giorno. Tra i più in forma dalla Calabria segnalano Colai e Gomez, doppietta nel test di giovedì, rosso-azzurro mancato ed uno dei punti di forza della formazione di Emilio Longo, uno di quelli a cui fare più attenzione. Intanto è ufficiale il no alla trasferta per i tifosi rosso-azzurri, è stato disposto infatti il divieto di rivendita ai residenti in provincia di Catania. La motivazione risale agli incidenti tra tifosi catanesi e della Cavese avvenuti dopo la partita con la Turris. Noi ci fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 20. Grazie e buon pomeriggio.